Seconda edizione di Un mondo che si muove, promosso dalla Fondazione Efesto, evento multiesperienziale dedicato al turismo accessibile, che dopo il tour perpendicolare del Veneto sviluppato l'anno scorso tra il capoluogo bellunese e l'isola di San Giorgio a Venezia, vedrà dal 18 al 21 settembre le Dolomiti bellunesi e quelle cadorine scenario esclusivo della seconda edizione. È giusto anche far conoscere a tutta la società che, se messo in condizione, ogni persona, anche se diversa, può vivere la sua vita assolutamente in autonomia come tutte le persone. Credo che sia questo il grande messaggio di questo progetto che presentiamo oggi, Il mondo che si muove, progetto pensato dal Comune di Belluno e la Fondazione Festo, che è il secondo anno che portiamo avanti. Credo che nell'onda delle Paralimpiadi, soprattutto, che avremo qui fra non molto, è giusto girare il territorio. È un progetto che non è solo un viaggio, ma è una visione per mappare sempre più i territori dal punto di vista di accessibilità. Ma non solo, è un progetto che mette insieme condivisione e forza comune di divertimento per vivere il turismo a tutto tondo con persone con disabilità e non. Prima tappa giovedì 18 settembre, alle 10 appuntamento a Belluno per la cerimonia di inaugurazione del parco pubblico inclusivo L'isola che non c'è, con la piantumazione dell'albero del cammino. Nel pomeriggio poi a Longarone le visite al cimitero monumentale di Fortogna e alla diga del Vajont.